Secondo dal Savio, cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1660 metri, Francisco Benal, Fulmine TFT, Fly Big Laxmi, Faisal dei Greppi, File Play Fox, Filosofo Gadi in prima fila, Fever 3F, Fujiko Fonte, Frizzo in seconda, macchina che accelera, c'è la rottura iniziale di Fulmine Jet mentre si lancia veloce in avanti con il numero numero 2 4 Fulmine Freccia, TFT squalificato. si lancia Faisal dei Greppi, ha sbagliato anche Numero 3 Fly Big Big Laxmi, Laxmi e squalificato. così dopo 200 metri quello che era la favorita della corsa esce di scena. In vantaggio dunque Faisal dei Greppi, che ha preso un netto margine di vantaggio sullo slancio e sulle rotture altrui. Cerca di riportarsi sotto anche Francisco Benal intanto, che è in seconda posizione ma ancora una ventina di metri dalla testa. Faisal continua ad andare di lena, completa i primi 600 in 45,6. Ora si riavvicina però Francisco Benal, dopo 700 metri di gara ha in schiena Fujiko Font e se ne vanno intanto in 1-1 appena abbondanti gli 800, gli altri più discosti cappeggiati da Frizzo, poi cerca di venire avanti anche Fever 3F. Siamo ora all'altezza del chilometro che Faisal dei Greppi percorre in 1:16,7, ora si impegna all'esterno Fujiko Font che va deciso all'attacco di Faisal dei Greppi quando siamo a 400 dalla conclusione, copre l'avversario. I due avanti a Francisco Benal. Parziale in 14,7, siamo ora sul finire della piegata con Faisal dei Greppi che vende cara la pelle, Fujiko Fonte insiste però al suo esterno, a 100 dalla conclusione, rinnova i propri attacchi, passa 50 dal palo e nel finale controlla per vincere sullo stesso Faisal dei Greppi, mentre al terzo chiude Francisco Benal, 1:15,4 il ragguaglio conclusivo, 29,9 a chiudere. Bel primo piano per Fujiko Font che Maurizio Cheli porta al successo per conto di Alessandro Gocciadoro e della scuderia Denise. Andiamo a rivedere il bel finale, gli ultimi 600 metri decisi all'esterno di Faisal dei Greppi per piegarlo soltanto però nei 50 metri conclusivi. Corre molto bene anche il castrone di Adrian Gioni con VP dell'Annunziata in sediolo. Al terzo posto finisce Francisco Benal.